a terra della Maremma Centrale. Un saluto da Stefano Zappelli, da Claudio Donnini. Ci sentiamo tra poco, sempre in diretta qui da Castiglione della Pescara, della Pescara in provincia di Grosseto, per il torneo Promote HP.
Signore e signori, ritorniamo in diretta qui dal Casamora di Castiglione della Pescaia per questa ultima partita di questa mattinata. Zona 4 contro zona 1, under 17. La zona 4 sono entrambe imbattute in questo torneo. La zona 4 schiera il numero 12 Ernesto Maggi, numero 6 capitano Mattia Polverini, numero 9 Francesco Margheriti, numero 2 Edoardo Fabbri, numero 8 Adriano Maggi, numero 4 Elia Cardella, numero 7 Alessio Lavaggetti, numero 1 Filippo Poletti, numero 3 Francesco Rugani, numero 5 Lorenzo Cortesi, allenatore è Franco Polverini, vice Jacopo Raggioli. Mentre per quanto riguarda la zona 1, numero 10 Jacopo Enrico Mascherpa, numero 2 Leonardo Boggiani, numero 3 Marco Gariboldi, numero 4 Davide Martelli, numero 5 Giovanni Maria Monticelli, numero 6 Pablo Massimo Grassi, numero 7 Matteo Orsi, numero 8 Giuseppe Olivieri, numero 9 Alessio Pirali Civa, numero 1 Luca Borgonovo. L'allenatore è Massimo Olivieri. Ieri hanno vinto per 2-1 la zona 1 contro la zona 3, mentre 25-0 il risultato tra zona 4 e zona 5, in una categoria in cui la zona 4 ha dominato il campionato alle finali nazionali con il Follonica vincitore sull'SV Viareggio ai rigori. Poi per quanto riguarda la zona 1, sesto il Monza, settimo il Lodi. In questa formazione ci sono 4 lodigiani, 3 Brianzoli, 2 del Pieve 010 e uno del Vercelli, mentre nella zona 4 6 del Follonica, 4 dell'SV Viareggio, 1 del Sarzana. Siamo ancora in leggero anticipo di 5 minuti, andiamo a pareggiare i 5 minuti di ritardo di ieri. Ecco che stanno schierando i quartetti in pista. Tutto pronto, arbitro, il direttore di gara è Mauro Giancarlo di Giovinazzo. Partirà la zona 1 con un inizio con Pirali, Monticelli, Gariboldi e Olivieri, mentre la formazione guidata da Franco Polverini, il Dream Team, con Elia Cardella, Mattia Polverini, poi c'è Adriano Maggi e poi ce ne manca uno, abbiamo degli indizi, è il numero 9 Francesco Margheriti. Tutta Follonica, 4 Follonicesi compreso il portiere Maggi, Ernesto Maggi, mentre davanti Elia Cardella, il giocatore dell'SPV della Pumas. Ovviamente c'è il CT Massimo il giudice a osservare questa partita, che potrebbe essere una delle ultime partite probanti per le convocazioni della Nazionale del 17, che si riunirà ad agosto, tra un mese circa, un mese e mezzo circa, a Recaro Terme, il primo dei 2 raduni prima dell'Europeo di categoria. Si giocherà a Correggio dal 27 agosto all'inizio di settembre, con l'Under 17 maschile e l'Under 17 femminile ai campionati europei, con l'organizzazione del Correggio Hockey. Prime schermaglie. Ecco ancora la formazione. Ora la zona 1 con Monticelli, distributato da Polverini, Gariboldi, insomma molto passerà tra Gariboldi e Giovanni Maria Monticelli, i giocatori più esperti. Hanno giocato in A1 con Monza e Lodi,
qualche partita, ma come detto anche ieri, insomma, la zona 4 annovera tanti giocatori che giocano in A2 con la Pumas e con il Follonica. Mentre Monticelli qualche partita in A1 con il Lodi, poi comunque tutti giocano in Serie B, tra Monza, Lodi e Pieve 010. Prime schermaglie, come detto, della partita. Monticelli ora gestisce per Gariboldi, ci va del Pieve, tentava l'azione con Olivieri, l'altro Brianzolo, scambio veloce, Polverini, comincia a scaldarsi la squadra zona 4, Polverini Maggi. Gariboldi, ci va per Monticelli, Olivieri non riesce a concludere, pallina rimane lì, Maggi riesce a neutralizzare, però c'era anche l'intervento del direttore di gara, c'era un fallo sul portiere. Si giocava 20 minuti effettivi rispetto ai 15 di Under 13 e Under 15. Vediamo anche velocemente il calendario. Alle ore alle 17 Under 15 zona 5 contro zona 3, alle 17 alle 18:15 zona 5 contro zona 3 e chiuderà 19:45 zona 1 contro zona 3 Under 13, la quarta di 6 partite del gironcino Under 13. Sono impegnate 3 squadre, zona 1, zona 3, zona 4. Gestisce sempre la squadra di Franco Polverini, pallina velenosa, c'è il tap-in che non va di Mattia Polverini, raccolta la pallina sul passaggio filtrante di Adriano Maggi e di Margheriti. Olivieri, poi Monticelli, ci va Monticelli, Olivieri per Monticelli, pallina che non passa, difesa granitica della zona 4. Tiro di Monticelli, la pallina vagante in area, applausi del supporters della zona 1. Siamo in diretta su YouTube, Fisrock e Pista. Ritmi blandi come la partita precedente. Olivieri dalla distanza impatta su Margheriti, Civa non è riuscito a deviare la sfera lanciata dal Brianzolo. 5 minuti 0-0. Polverini in mezzo a 2, Polverini, tiro di Polverini, gol! Gol! 5-0-8, un gran tiro di Polverini, azione personale per il funambolico bomber follonichese, insomma, sin da quando ha solcato la pista dell'Under 13 e Under 11 è stato decisivo nel conteggio dei gol. Quest'anno in Under 17 ne ha segnati 49, ma sono tanti gol anche in A2. Ieri ne ha segnati 6 nella goleada sulla zona 5. Quindi si sblocca il risultato subito 1-0 per la zona 4 sulla zona 1. Allora, Polverini, ancora lui, alzare il baricentro della sua squadra, servito da Margheriti. Tapin mancato, ma vicinissimo al raddoppio. La squadra, abbiamo scontato tutta vestita di rossa della zona 4, ma è la terza partita con i colori rossi, bianco-rossi contro i bianco-verdi. Cardella, l'SPV, Margheriti.
Margheriti classe 2007 del Follonica, ancora ci prova lui con l'asse Polverini. In qualche modo riesce a neutralizzare questo possesso la formazione di Massimo Olivieri, del giovane Massimo Olivieri, tecnico del Monza, un ragazzo del Monza ma già lanciato alla panchina. Qui veloce conclusione di Olivieri, del fratello, sull'assist di Civa. Niente da fare per la zona 1, che ha messo il naso avanti. Ancora Polverini, si accende, Polverini neutralizza il portiere Borgonovo. Monticelli davanti a Monticelli, vicinissimo al pareggio il bomber lodigiano. C'è Maggi, si alza troppo la pallina, impatta sul corpo di Civa. Ancora Monticelli contro il numero 4, Elia Cardella. Non passa lo statuario giocatore viareggino, fratello di Matteo Cardella, capitano della nazionale under 19 e 17 una volta. Tiro forte di Civa, impatta su Maggi, parte però Polverini a testa bassa. Polverini contro Olivieri, alla meglio il Brianzolo. Civa si accentra, Civa accompagnata, un bel gesto tecnico, però non trova la via del gol. Sempre 1-0 per la zona 4. Polverini tutto da solo, supera agilmente Gariboldi, che intercetta però il passaggio di ritorno. Maggi nello stretto, fase convulsa, abbiamo Maggi, tappin vincente, gol all'8:04 di Adriano Maggi, che raccoglie questa pallina vagante in un flipper impazzito, che riesce così a insaccare il 2-0 per la zona 4. Mascherpa, scelto tra i pali invece di Borgonovo, chiede un tempo tecnico per pulire la maschera. Il lodigiano Mascherpa discute con Monticelli. Entra anche Matteo Orsi, fratello di Edoardo Orsi, il giocatore del Lodi, due lodigiani, due fratelli Orsi. Quindi time out all'8:04. L'arbitro chiede alle due formazioni di rientrare in pista. Quindi Monticelli, Olivieri, Orsi e Civa in pista. D'altra parte Maggi con Margheriti, Polverini e Lavaggetti, nuovo entrato, il sarzanese, e anche lui gioca in A2, 15 anni, classe 2007, come praticamente tutti i suoi compagni, tranne Talarico 2008, Poletti 2008, Cortesi 2008. Mette in casa zona 1 2008 Boggiani, Gariboldi e Mascherpa tra i pali. Scelto il portiere lodigiano Olivieri per Civa, intercetta Alessio Lavaggetti. Ancora il Ligure contro Monticelli. Tiro di Maggi neutralizzato da Mascherpa. Orsi ci prova subito la sua prima tentativo in attacco, diagonale. Numero 9 Margheriti, ha fatto anche il ruolo di assist man in questa prima parte di partita. Margheriti con Polverini, tiro di Maggi, poi arriva Polverini a rimorchio con Lavaggetti. Polverini per Lavaggetti, quindi Maggi e Margheriti parte da lontano. Ancora zona 4, tiro di Maggi inviato da un giocatore, un compagno di squadra.
Orsi, cost to cost per nessuno. Riparte ancora Polverini, Mattia per Lavaggetti, ancora Mattia, Ardino Maggi per Mattia. Maggi era entrato in area a cercare il passaggio di richiamo, non è riuscito, riparte la trama della zona 4 ma recupera la zona 1 con Civa e Monticelli, lottano sull'angolo a sinistra con Polverini, Maggi per Polverini, il tiro di Margheriti a sostegno. Polverini al centro per Lavaggetti che cade a terra, non c'è fallo. Monticelli ci prova con un rovescio fuori misura. 10 minuti, metà del primo tempo, 2-0 per la zona 4. Ancora la zona 1 che cerca di gestire un po' la manovra, quanto dominatore la squadra della zona 4. Prima che esce sul tentativo di contrattacco con Rugani, il giocatore dell'SPV ma anche della Pumas, un giocatore in A2 più in Serie B, giocatori che sono su 3 fronti, molti giocatori che vediamo della zona 4 ma anche della zona 1 giocano 17-19 A2 OB, insomma su 3 fronti. La maggior parte delle under 17 giocano così, della zona 1 e zona 4, anche della zona 3 a dire il vero. Monticelli per Orsi, bella conclusione tra i due giocatori dell'Odi, dell'Amatori Vasken, secondo classificato nel campionato di Serie B, zona 1. Ora la zona 1 che cerca di entrare nello slot avversario, ci prova ora con Orsi e con i chili di Olivieri, nulla da fare perché c'è l'attento Polverini, grazie di richiamo con il tiro poi di Lavaggetti, l'assist preciso però a scatenare il contrattacco del numero 3 Francesco Rugani, si intendeva molto bene con Polverini. 7 minuti alla fine, sempre 2-0 per la zona 4. Polverini per Lavaggetti. E intanto Edoardo Fabbri, il giocatore del Follonica, di questo meraviglioso vivaio che regala tantissimi giocatori di qualità al movimento nazionale. Poi vediamo anche la convocazione del 17, sono molto curioso per capire quanti giocatori di questa zona 4 ci saranno in nazionale. Penso saranno in maggioranza, visto il livello di qualità visto anche nelle finali nazionali. Time out richiesto dalla zona 4, siamo al 12:57. Sono le 12:44, siamo in diretta dal Casamora di Castiglione della Pescaia per
questa terza partita di 6 della giornata, siamo a metà della competizione, 18 partite in programma. Orsi butta il controllo, arriva a sostegno Olivieri che recupera la pallina, vediamo se sarà un acuto della zona 1, se riuscirà a scalfire la porta di Maggi, per ora inviolata, come inviolata è la porta di Bianca Bertolucci in Under 15. I risultati di oggi: in Under 13 4-2 della zona 4 sulla zona 1, in zona 4 contro zona 1 5-0 il risultato di Under 15 visto poco fa, e traversa di Lavaggetti secca, e le classifiche: in Under 13 6 punti per la zona 4, 3 per la zona 1, in Under 15 stessa cosa, zona 4 a 6 punti, 3 per la zona 1. Poi questo pomeriggio la sfida tra zona 5 e zona 3, che potrebbe muovere anche la classifica nella parte bassa di questi due tornei. Olivieri accompagnata al centro per Orsi, alla meglio ancora un attentissimo Lavaggetti, velocissimo Ligure per il numero 4, cioè Elia Cardella, sempre in pista il Viareggino in questo avvio di gara, ma tutto l'ha fatto il sarzanese Lavaggetti, sta dimostrando ottime doti fisiche. Lavaggetti per Elia Cardella, siluro parato da Mascarpa. Orsi era uscito anche il numero 5 Monticelli, è rientrato intanto Civa nella rotazione dei cambi, quindi Gariboldi anche lui è rientrato, Gariboldi, Civa, e c'è il gol velocissimo, il gol di Orsi che si era presentato più volte davanti a Maggi, l'assist vincente di Civa, bel gol, bella trama, e il primo errore della difesa della zona 4 che come dicevo era difficile da perforare, ma c'è riuscito Civa, un bel tiro centrale, in ritardo era Lavaggetti sulla copertura di un attento Edoardo Orsi. Matteo Orsi, il lodigiano, abbiamo visto anche in Under 19 con quell'ottimo quarto posto della squadra di Gigio Bresciani, dove appunto giocavano Orsi, Monticelli e c'era anche Mascherpa, tra di loro c'era anche Grassi in quella formazione, quarto posto dell'Under 19, e invece settimo posto dell'Under 17 dell'Amatori. Civa, quindi 2-1 il risultato, insomma cercava il gol che poteva riaprire il match, se riuscisse a mantenere questo risultato anche all'intervallo, ci si aspetta un bel secondo tempo. Lavaggetti per Fabbri, Cardella, bello scambio veloce, Lavaggetti molto attivo, ha sfruttato la velocità del sarzanese ma non è riuscito a deviarla. Civa ancora, Civa, il primo palo, Maggi c'è, quindi un primo gol subito da Maggi, ancora Orsi, anzi ancora Civa, alzata e schiacciata, primo gol subito da Ernesto Maggi. Ora ancora la formazione. Ernesto Maggi è uno dei portieri dell'Under 17, è stato il bronzo dell'ultimo campionato europeo, insieme a un altro floronichese, Mugnaini. Penso che sarà quella la squadra, insomma, che troveremo nell'Under 17. Due hanno già avuto possibilità di giocare in Under 17 con l'europeo e fa la differenza assolutamente in un contesto europeo, dopo una prima rassegna con Mugnaini. Nella formazione c'era anche Bracali, fratello del Diego, che gioca in Under 13. C'era Mattia Polverini, quindi Polverini e Maggi sicuramente saranno della partita, i due gemelli
Maggi, Ernesto e Adriano. Non so se riuscirà anche Adriano a entrare nella conta dell'Under 17. Il tiro è ora del numero 6, Pablo Grassi, entrato anche lui nelle rotazioni del giovane Massimo Olivieri. 2 minuti e 50 alla fine, vediamo se riuscirà magari a trovare anche il pareggio, perché insomma la zona 4 ha abbassato un po' il ritmo e fa rientrare Franco, il figlio Mattia, che ha inciso l'inizio del match. Lavaggetti per Cardella. Altro cambio, esce Lavaggetti e rientra Margheriti. Anzi, entra Maggi, quindi rimette dentro la coppia show del Follonica, cioè Maggi e Polverini. Un asse che... E c'è bellissimo il gol! Gol di Fabbri, servito ottimamente dall'appena entrato Maggi, se non erro. Infatti è proprio lui il gol del numero 2 sull'assist di Maggi. Ha trovato libero Fabbri, che ha marcato il 3-1, che mette ancora il +2. Come ho detto, secondo me Polverini e Maggi sono veramente due giocatori inamovibili per l'Under 17 quest'anno, una coppia importante per la nazionale Under 17. Maggi per Fabbri. Quindi oltre a Mugnaini, che ovviamente non è più in categoria, entra un altro folonichese, Ernesto Maggi. Poi vedremo la conta dei portieri, insomma ce ne sono per il secondo posto, anche il terzo, la conta dei portieri. Questa categoria 17, ultimi 90 secondi del primo tempo. Polverini per Fabbri, il 3-1 sposta assolutamente la della bilancia a favore della zona 4, soprattutto anche nel secondo tempo. Il 2-1 invece teneva aperte qualche opzione in più per la zona 1, comunque di trovare più precisione e più velocità in attacco, e l'ha trovata con il gol di Orsi sull'assist di Civa. Grassi contro Polverini, Gariboldi, Orsi, chiama velocità di manovra Orsi. Grassi per Civa, autore dell'assist dell'1 del 2-1. Cade Orsi, c'è il fallo, parte corretta, il secondo fallo per la zona 4, uno per la zona 1. Esce Grassi e rientra Monticelli in questi ultimi 40 secondi, esce anche Gariboldi, rientra Olivieri. Quindi si affida il tecnico Massimo Olivieri sul fratello Giuseppe e su Beppe Olivieri e numero 5 Monticelli. Questi ultimi secondi del primo tempo, cerca di arrivare al 3-2. Civa, percussione, rovescio, e con la spalla, con l'aiuto del guantone sinistro, riesce a deviare Magico, e trova anche i ringraziamenti e i complimenti di Polverini. Ultimi 20. Ora ancora vicino Monticelli a deviare questo tiro servito dal numero 7 Orsi. Fabbri, Polverini, mancano 6 secondi, gestirà la pallina il bomber Maremmano. Finisce qui il primo tempo, 3 zona 4, 1 zona 1. Segnava il gol il 5-09 Polverini, subito bissato da Maggi Adriano, e poi il 2-1 con la deviazione veloce sull'assist del Civa di Orsi, di Matteo Orsi, e poi il 3-1 al 17:54 di Fabbri, che riportava +2 la zona 4. Per noi tutti ci prendiamo qualche minuto nell'intervallo, circa 10 minuti, poi ritorniamo in diretta qui dalla Casamora di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto.
Siamo in diretta qui dalla Casamora di Castiglione per il torneo Promotta HP categoria da 17, zona 4 con lo zona 1, zona 4 biancorossi, zona 1 biancoverdi. Subito Polverini a cercare Margheriti, Borgonovo dice di no, cambio della gabbia della zona 1, c'è Luca Borgonovo di Monza. Mentre se non erro rimane, c'è Poletti tra i pali. Vediamo, sì, Maggi infatti è fuori, quindi è entrato Filippo Poletti dell'SPV Viareggio. In pista ci sono Maggi, Cardella, Polverini e Margheriti. Dall'altra parte c'è Boggiani, nuova entrata, esordio Boggiani per il giocatore della Grate, con Monticelli, Orsi e Olivieri. Boggiani, squadra del Cremona, il più 0,5, il classe 2008, 14 anni, gioca in Serie B. Tentativo di Polverini, un incrocio, non riesce, ma c'è Cardella che per un momento aveva preso questa seconda pallina, ma Monticelli l'aveva recuperata. Poi serve Civa, Monticelli, ancora Civa per Boggiani, il cremonese, serve Monticelli. La pressione alta della zona 4 che vuole mettere subito le cose in chiaro all'avvio della ripresa per non far rientrare di nuovo la squadra della zona 1 di Massimo Olivieri. Maggi recupera la pallina, serve ancora Polverini, in diagonale che esce dallo specchio della porta, ancora Maggi, ma c'è il raddoppio della marcatura della zona 1 che cerca di ripartire, ma ancora la zona 4, fase ancora a favore della zona 1, ma Cardella mette d'accordo tutti, recupera la pallina, la perde, la riconquista e può far ripartire in qualche modo Margheriti. Poi ancora Polverini, 2 minuti, 3-1. Decidono i gol per ora. Di Fabbri, Polverini e Maggi. Per la zona 1 gol di Matteo Orsi. Al centro Maggi sull'assist di Polverini, anzi Margheriti, arriva Polverini poi a rimorchio, ma Monticelli cerca di fare partire i suoi che non escono a imbastire un'azione e conferma l'andazzo. Cardella contro Olivieri, grande uscita di Cardella, serve in qualche modo con una mano buon Polverini, si lotta sull'angolo a sinistra, avrà il tiro indiretto alla zona 4, anzi la zona 1, con Olivieri servito da Monticelli. Monticelli, si gira Olivieri, parata di Poletti, ci va servito da Olivieri, l'altra parte Margheriti per Polverini, ancora Mattia, devia Borgonovo con il guantone, ancora Margheriti, arriva il tappin di Margheriti che colpisce, se non erro, la traversa. Abbiamo il 3,44, già fa sentire la pressione in attacco la zona 4. Olivieri si accentra, poi serve Monticelli. Olivieri, Monticelli contro Maggi, ma meglio il Lodigiano, serve esternamente il capitano Civa, anche lui del Cremona, insieme a Boggiani. 2008 Boggiani non
14 anni, aveva ancora un paio di stagioni come Under 17. Sicuramente una stagione, compierà di 15 anni quest'anno, ancora un anno, un anno solo. Poi ci prova ancora Maggi con l'assist per Margheriti, ancora Maggi che imposta per Cardella. Cardella secondo me non è mai uscito in questa gara. Ha giocato le finali Under 17, ha giocato le finali Under 23, ha giocato anche l'Under 19 con la Pumas che ha vinto a Valdagno ai rigori. Insomma, il gol di Civa che trova impreparato Poletti sul primo palo sotto l'incrocio. 3-2 riapre la contesa. Civa, un tiro ravvicinato di Civa che sorprende sia il difensore, in questo caso era Polverini in marcatura, ma anche Poletti. Indomabile questa zona 1 che si dimostra gran carattere. Ora riaperta la partita, gli ultimi 14 minuti non sono poi così scontati come pareva nella zona 4. Polverini, percussione del talento di Follonica, ma alla meglio Monticelli, serve esternamente per Olivieri, pallina che salta in balaustra, arriva Boggiani, alla meglio Polverini, ma c'è anche Olivieri, e in 2 contro Polverini arriva a supporto anche Monticelli. Olivieri, percussione fallosa, contrattacco ora della zona 4 con Polverini, intercetta Borgonovo, riparte Olivieri per Civa, autore del gol, il 3-2 Olivieri. Attenzione ora alla zona 1, si scontra sull'angolo basso della porta di Pippo Poletti, portierone Viareggino, classe 2008. E poi ancora Civa, arriva Olivieri, attenzione, pallina rimane lì, fischia il direttore di gara, signor Gian Gregorio Di Giovinazzo. Sarà un ingaggio a 2 tra Olivieri e Maggi. Insomma, da molti questa era la finale annunciata, insomma sta dimostrando tale. Olivieri intercetta Lavaggetti, è entrato come nel primo tempo Polverini, un intervento rischioso, il terzo fallo di squadra per la zona 4, ancora Polverini, contrattacco, Polverini, Borgonovo con il guantone sinistro, è in gran forma il Brianzolo, che ha avuto qualche convocazione in A1 con coach con la Maria, classe 2007, 16 anni. Conclusione interessante di Polverini, ma altrettanto interessante la parata di Borgonovo. Intercetta Civa, ora spinge avanti i suoi, ritmi più allegri rispetto al primo tempo, grazie ovviamente alla zona 1 che ora ci crede a arrivare al pareggio. Incita la sua squadra, il tecnico Olivieri, ci aveva provato di forza Beppe Olivieri, ma non va la sua percussione. Polverini per Margheriti, fuori per Maggi. Lavaggetti, ora una bella squadra in pista per la zona 4, molto reattiva a livello di tutto fisico e di percussioni e di tagli in centro dell'area. Polverini per Margheriti, si libera molto bene Margheriti su Monticelli, non riesce a concludere, arriva Polverini da fuori, tiro, gol di Polverini, 7:40, un po' di leggerezza però qua da Monz,
della squadra della zona 1, perché era praticamente la difesa schierata. Rivedi io dal replay un gol sul primo palo, Borgonovo si fa sorprendere per il 4-2 al 7:40, il 4-2 di Polverini che mette ancora più 2 la formazione di Padre Franco, doppietà per il Bomber, un gol per Maggi, un gol per Fabbri, mentre per la zona 1 gol di Civa e di Orsi. Time out richiesto dalla panchina di Massimo Olivieri e noi ci prendiamo qualche secondo di pausa. (4-2) il risultato dopo il time out richiesto dalla zona 1, vicinissimo al gol ancora la zona 1. Monticelli e Bolivieri, due giocano in club diversi ma si trovano spesso, anche ieri ma anche oggi. Quello che è mancata alla zona 1 un po' di precisione nel primo tempo. Quei 2 gol pesano di vantaggio nel primo tempo, perché per ora sta giocando alla pari i biancoverdi contro i biancorossi. Intanto Gariboldi, quindi Gariboldi, Monticelli, Olivieri e Civa. Il numero di Olivieri, è vicinissimo al gol il Brianzolo, più giocatori del mondo, dell'Odium della Pieve 010. Per la zona 1 si lotta sull'angolo destro, 8° minuto di gioco. Fabbri, autore del gol 2-1. Cronometro fermo dalle tribune fanno notare al banco cronometristi. Fabbri esce dalla marcatura di Monticelli, arriva però anche Gariboldi a neutralizzare questo contrattacco molto pericoloso. C'era libero Lavaggetti, centropista. Per la squadra di Polverini, molto controllo qua di Mattia, no, di Fabbri, ci prova da lontano, Civa chiedeva un po' troppo da questo tiro da media distanza. Falli di squadra, 3 per la zona 4, 1 per la zona 1. Maggi è entrato anche di nuovo in pista il numero 3, Francesco Rugani dell'SPV Viareggio, ma anche della Pumas. Rugani intercetta Lavaggetti, non riesce però a concludere, la pallina Olivieri per Civa, poi Monticelli, più di Monticelli, plastico Poletti nella parata al 10° minuto della ripresa. 4-2. Ancora la manovra della zona 1, è entrato anche il numero 4 Davide Martelli, il vercellese, classe 2007, 20 gol. Gaggio a 2 a 9 minuti dalla fine, partita che vuole congelare ora la zona 4 per non rischiare un ritorno come nel primo tempo.
Ingaggio 2 tra Rugani e il numero 4 Martelli. Ora ancora la zona 4 cerca di gestire e non perdere pallina. Tiro di Lavaggetti fuori misura. Monticelli, Rugani impatta su Monticelli, Lodigiano riparte, testa bassa, serve Martelli, anche col tappino rischia anche di segnare il piemontese. Ci ha provato Lavaggetti, una percussione centrale, fermato al bastone di due avversari. Civa per Monticelli per Civa, ancora il capitano, autore del gol del 3-2 all'inizio della ripresa. Traversa di Monticelli sulla bella conclusione personale, vicinissimo al gol. Di nuovo la formazione di Massimo Olivieri. Maggi per Lavaggetti, tiene ancora il Rugani, cerca di gestire ma si alza un po' il baricentro della zona 1 per cercare di entrare in partita negli ultimi 7 minuti del match. Maggi per Lavaggetti, Rugani, passaggio, ritorno, gran gol! Gol di Lavaggetti sul bellissimo passaggio di Rugani al minuto 12:21, time out richiesto dalla panca di Franco Polverini, il 5-2, un bellissimo passaggio filtrante del classe 2007, 16 anni, 23 gol per Francesco Rugani, SPV in Serie B ma gioca anche in A2 con la Pumas. In time out, qualche secondo di pausa per noi. (5-2) mette un bel sigillo su questa partita e anche su 6 punti in classifica per l'Under 17. Scontro in balaustra tra Grassi e Rugani, alla meglio la squadra della zona 1 che fa rientrare Matteo Orsi, quindi in pista Orsi, Olivieri, Martelli e Grassi. Dall'altra parte Lavaggetti, percussione in contrattacco per il veloce Ligure, ma neutralizza Borgonovo. Lavaggetti per Adriano Maggi, unico rimasto in pista. È entrato anche il numero 5 Lorenzo Cortesi, SPV Viareggio, gioca in Serie B, un esordio 2008, 15 anni. Ora Cortesi per Maggi, poi Lavaggetti per Rugani, squadra giovane ora in pista con Baluardo. Maggi, diagonale velenoso per il Follonichese, si porta avanti la pallina con il pattino, quindi può ripartire la zona 1 con Grassi
cercare Martelli, ma intercetta il difensore toscano. Ultimi 6. Rugani per Lavaggetti, quindi Cortesi esce in velocità Orsi, voleva l'assist centrale, voleva inviare la pallina al centro a Grassi, non ce la fa, però lo stesso Lodigiano cerca il contrattacco e viene fermato dall'intervento di Cortesi. Oggi non presente Talarico nella formazione composta da 11 elementi. Giocatori che troveremo sicuramente l'anno prossimo in questa categoria in Under 17. Lavaggetti intercetta Martelli contro Lavaggetti, meglio il piemontese ma non riesce a concludere. Ultimi 5 minuti. Grassi per Olivieri e poi Orsi, scambiano la pallina di due lodigiani. Tiro del secondo lodigiano, Martelli lotta con Adriano Maggi. Ora la zona 4 che gestisce, come abbiamo visto anche nel primo tempo, con alcuni passaggi centrali, poi con le percussioni a sinistra e a destra, a cercare qualche uomo libero o a cercare la triangolazione, il passaggio filtrante. Ora ci prova Rugani, il numero di Rugani che segna gol al 15:37. Che numero del Viareggino, dimostra grande personalità, classe 2008. Francesco Rugani, l'esperienza in A2 si vede, ma la conclusione Borgonovo non ci è arrivato. Diciamo 6-2. Se non sarà per questa annata, Rugani ne ha un'altra, poi si giocare in Nazionale Under 17, dei bei numeri. Cortesi, palo di Cortesi, un rovescio che sembrava uscire, invece ha colpito il palo. Passivo pesante per la zona 1, non merita 4 gol di differenza contro la zona 4. Rugani per Maggi, arriva Rugani, c'era vicinissimo anche il Cortesi sul primo palo, anzi sul secondo palo, non è riuscito a deviare questa pallina vagante. Mancano mai 3 minuti, il risultato è di 6-2. Non si prova il gol di Orsi sul contrattacco di Civa al 16:43. Leggerezza della difesa della zona 4 e quindi la zona 3 ritorna sotto a un più incosso, non meno 3. Il meno 4 era francamente un passivo pesante. Tre minuti alla fine, Lavaggetti con il possesso dei biancorossi. Adriano Maggi, classe 2007 per Lavaggetti, anche 2007, anche lui in lizza per la nazionale Under 17, se la gioca con gli altri suoi colleghi. Ci prova ancora Orsi, bravo Poletti in questo caso, difesa un po' sulle gambe, esce Maggi, entra Cardella, poi stanchezza per il numero 8, entra l'altro Viareggino. Grassi per Orsi, non è riuscito a concludere. Lavaggetti per Cardella, tiro para Borgonovo, intervento su Lavaggetti, c'è il fallo, è il secondo fallo per la zona 1, 3 per la zona 4. Time out è richiesto alla panca di Franco Polverini negli ultimi 2 minuti e 20.
si riprende con un tiro a circa 1 metro dal limite dell'area, anzi viene spostata a mezzo metro al limite dell'area. Cardella con Rugani, se non erro, anzi con Cortesi. Non va questo tentativo. Ci va, cercava Grassi, arriva Orsi che la rispedisce il centro, arriva Grassi che sfiora il gol. Prata Ippoletti, difesa un po' ballerina in questi ultimi minuti per la zona 4. Cardella per il veloce Lavaggetti, ancora Cardella da dietro, poi Rugani, servito da Cortesi, ancora Rugani per Lavaggetti, poi Cardella, ancora per Cortesi, ultimi 90 secondi, sta gestendo ora la pallina la zona 4, il biancorossi di coach Franco Polverini. Cardella disturbato da Grassi, Civa recupera la pallina, Civa cerca di superare Lavaggetti, arriva a supporto Olivieri, tiro rasopista ma fa buona guardia Pippo Poletti. Ultimi 60 secondi di questa terza gara del mattino di 6. Scolliniamo la metà del torneo che consta di 18 partite e lo scolliniamo con il trittico della zona 4 che è in testa con 6 punti su tutte le 3 categorie, under 13, 15, 17 con 6 punti. Contrattacco di Lavaggetti, 1 contro 1 di Lavaggetti, gol di Lavaggetti, protagonista del match, il 7° gol per la zona 4, quindi la leggerezza della zona 1 ha fatto dato un altro contropiede alla zona 4 regalando questo 7° gol che chiude così di fatto i conti a 25 secondi dalla fine. Ci va per Orsi, pallina che esce, colpita alla schiena di Cardella. Ultimi 17, poi si chiuderà questa parentesi. Dopo i 25 gol contro la zona 5, oggi arrivano altri 7 gol per la zona 4. Quindi mancherà solo la sfida contro la zona 3. Domani alle 11:30 per decidere chi avrà il trofeo in mano di questo Promoto HP. Ultimi secondi, ci prova la zona 1 ma mai sono i titoli di coda. Quarto fallo di squadra per la zona 4, 2 per la zona 3. La zona 1, il biancoverdi, il coach Olivieri. Finisce qui il risultato. I biancorossi mettono una buona ipoteca sul torneo, questa vittoria, questa bella partita 7-3 risultato finale. Con 6 punti è in testa la classifica. I marcatori della zona 4, doppietta per Polverini e Lavaggetti, 2 sono più contraddistinti questa gara, ma anche ieri c'erano contraddistinti per precisione e senso del gol. Un gol per Maggi nel primo tempo, un gol per Rugani e Fabri nella ripresa per i 7 gol dei biancorossi, e poi 3 gol della zona 1, 2 per Matteo Orsi, il lodigiano, e 1 per il cremonese Alessio Pirali-Civa. Finisce così questa prima mattinata, risultato di 7-3. Finisce quindi questa partita
E noi ci ritroviamo alle ore 17 per zona 5 contro zona 3, categoria under 15, per le ultime 3 gare di questa seconda giornata. Quindi noi ci risentiamo tra qualche ora, vi lasciamo a pranzare, pranziamo anche noi, poi ci ritroviamo in diretta tra qualche ora per la seconda parte di questa seconda giornata del torneo Promote HP, sempre in diretta, con l'aiuto di Enrico Giovanelli e Claudio Donnini, per questo torneo Promote Under 13, 15, 17 che è in corso alla Casamora di Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto. Buon pranzo a tutti.